Allora, stiamo parlando di mediatori nel settore immobiliare e purtroppo di situazioni di abusivismo. Come diceva il Maggiore, sono situazioni parecchio frequenti anche nel nostro territorio, bisogna stare particolarmente attenti. Presidente, ci sono poi delle figure, come diceva il Maggiore, c'è per esempio il notaio che ha un ruolo importante. Però il cittadino che effettua questa compravendita, eccetera, che si fa magari accompagnare da questa figura che poi è abusiva, ma non è detto che necessariamente ne sia a conoscenza, perché voi che siete addentro ai lavori comprendete bene tante dinamiche. Tante volte la persona dice sì, mi ha supportato, mi ha indicato un immobile, mi ha seguito, mi ha dato un aiuto, poi pensa mi ha accompagnato anche dal notaio, perché poi ho parlato nel frattempo con diverse persone. Effettivamente ho scoperto che ce ne sono, però non necessariamente c'è malafede anche da parte della persona che si fa aiutare, perché paga, come diceva il Maggiore, paga la provvigione. Sì. Cioè, non è che è una cosa gratuita, dici ti avvali di questa persona perché non vuoi, perché si fanno anche pagare. Certo. E dopo il notaio, che ruolo ha? Dopo chiedo anche a lei Maggiore e anche al Presidente, perché a questo punto è un pubblico ufficiale, insomma, attesta un qualche cosa. Certo, beh, innanzitutto una delle cose che è un allarme che deve avere, voglio dire, l'utente è anche quella che magari fino a quel momento ha pensato di essersi relazionato realmente con un agente immobiliare, no? E poi, ahimè, nel momento in cui si deve pagare le competenze, si comincia a parlare di non fatturazione, per cui, beh, comunque invece del 3% ti faccio l'1,5%, se voglio dire, già questi sono campanelli d'allarme. Però sta nella discrezionalità della gente mediare il quantum, no, della provvigione. Sì, però l'abusivo, voglio dire, è ovvio che non essendo abusivo, credo che insomma, il Maggiore ce lo insegni, non ha la possibilità di emettere una regolare fattura. Certo. Ok? O comunque, e quindi da quel punto di vista è un campanello d'allarme. Quindi quando partiamo già sin dall'inizio con competenze magari dimezzate perché le pago in una determinata maniera, ovviamente questo può essere un campanello d'allarme, cioè mi deve far accendere una lampadina e dire oddio, forse magari per quale motivo devo pagare in questa maniera qui, insomma, e quindi sicuramente. Poi c'è da dire un'altra cosa, che ovviamente l'abusivo fa fatica a presentarsi. Se è completamente abusivo e non appartiene magari ad un'agenzia, ma l'utente ha trovato un numero di telefono, facciamo un esempio, l'utente ha trovato un numero di telefono in un portale, no? Con nome e cognome, e l'utente prende, telefona e c'è un semplice cellulare e dice sì, sono un agente immobiliare, no? Però magari non c'è profilata una vera e propria agenzia, non c'è un sito e quindi tutto questo insomma, è molto sospetto. Però mi piace quella casa, voglio andarla a vedere e questo abusivo chiede una determinata provvigione per lo svolgimento della propria attività, però se facciamo così magari possiamo pagare meno, eccetera. A quel punto fa fatica a presentarsi l'abusivo dal notaio, perché ovviamente non ha una fattura da presentare, non ha una visura, perché il notaio chiede ovviamente l'abilitazione, e la visura della Camera di Commercio. Attenzione anche qui, perché il presentare una visura camerale, noi abbiamo un codice Ateco che è ben preciso, che è il 683100, per cui qualsiasi altro codice Ateco non va a profilare la figura dell'agente immobiliare. E quindi ci deve essere anche qui la sinergia e le competenze da parte del notaio, che deve andare a verificare la veridicità dei documenti che gli sono stati consegnati. Maggiore, dovrebbe il notaio fare questo? È molto importante diciamo, il ruolo del notaio. Il ruolo del notaio è stabilito per legge, gli appunto attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale, anche loro sono soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio che abbiamo citato prima, quindi diciamo, sono anche loro delle sentinelle rispetto a tutta una serie di operazioni che vengono compiute che riguardano diciamo, questo settore particolare. È chiaro che loro sono coloro i quali tendenzialmente vengono a fornirci gli spunti investigativi che poi si concludono con i controlli che noi eseguiamo nel settore. Sono coloro i quali appunto dovrebbero fare le segnalazioni, dovrebbero
rendersi conto dell'eventuale irregolarità, anche perché per loro, come diceva la Presidente poc'anzi, è abbastanza facile notare l'assenza di determinati requisiti, se non fosse altro l'assenza della visura della Camera di Commercio, del codice Ateco corretto per l'esercizio di quella professione. Quindi è molto importante la loro opera, sono soggetti tendenzialmente molto attenti che collaborano con noi. È chiaro che diciamo, a loro è demandata una bella responsabilità nell'esercizio della loro professione. Certo, siccome gli ordini professionali sono stati sensibilizzati al riguardo, quindi adesso stiamo parlando dell'ordine del notarile, ma lo stesso l'ordine dei dottori commercialisti, con i quali sta facendo appunto un'attività molto importante, ma anche degli avvocati peraltro. Poi però quando si va dentro i meccanismi del lavoro quotidiano, l'ordine propugna questo, si muove in un certo modo, come anche immagino i consiglieri che si operano correttamente, però poi ci sono i singole figure professionali che fanno il ragionamento, sì, ma chi me lo fa fare? Perché qui ci sono giri di affari molto importanti. Si incorre in sanzioni abbastanza pesanti, perché sostanzialmente se parliamo di figure professionali che addirittura vanno a rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, allora si può spaziare dall'omissione di atti d'ufficio, quindi l'omissione di una segnalazione, al concorso, quindi tutta una serie di reati che poi possono essere propri di quella che è la propria attività svolta. Quindi diciamo siamo nell'ambito del campo penale. E poi bisogna stare attenti, perché mi è successo di svolgere tutta una serie di attività di indagini, quindi vere e proprie indagini, quindi siamo nell'ambito della procedura penale, e andare a riscontrare magari la connivenza tra professionisti e soggetti che esercitavano illegalmente la loro professione. È chiaro che, come si è detto prima, chi delinque ha più comodità, deve trovare qualcuno compiacente nell'agevolare la propria condotta delittuosa, quindi è chiaro che se c'è qualcuno che esercita queste professioni appartenente a questi organi professionali che non segnala o che ha un atteggiamento omissivo, è facile pensare o ipotizzare o trovare in un secondo momento la connessione con il delinquente. Certo, no, ma infatti qui tante volte si parla non dell'immobile di poco valore, della casetta, quando si parla di immobili magari di un certo pregio, prestigio, quelli, come diceva appunto la Presidente, visto e piaciuto in certe situazioni, in certe location particolari, tante volte si entra in quei meccanismi perversi per i quali, prima chiedo al Presidente regionale, poi tornando a lei, per i quali cosa deve fare il cittadino, e quindi che si rende conto che qualcosa non va, ma quella casa che ha visto sul web, qua sottolineo il web perché secondo me, parlando anche con Maggiore, bisogna tornare su questo aspetto, è proprio quella che voleva. È proprio l'immobile dei propri sogni, quel numero di telefono per il quale ha compilato anche dei dati e tutto, che poi è stato ricontattato, corrisponde a una persona fisica e diventa imbarazzante. Mettiamo una situazione di imbarazzo. Che cosa deve fare e poi cosa dice la legge, perché poi il Maggiore rappresenta la legge. Intanto utilissimo la trasmissione che stiamo facendo, grazie, perché stiamo rendendo edotti ai cittadini di quali sono i loro diritti. La prima cosa per identificare l'abusivo è semplicissima. Nel momento in cui in quella casa faccio un appuntamento perché mi debba essere mostrata la casa, posso benissimo chiedere alla persona che si presenta: a me è successo qualche volta, lei è un agente immobiliare? È regolarmente iscritto? Quindi una semplice domanda. Se poi le cose vanno avanti, so che il nostro lavoro consiste nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione di un contratto. Se questa persona che mi sta seguendo mi mette in contatto con il venditore, portiamo avanti una trattativa importante, ci troviamo in agenzia per fare un contratto preliminare e dopo arriva un altro soggetto a firmare i documenti per conto dell'agenzia immobiliare, tipo l'antiriciclaggio, qualcosa mi sta dicendo che non sei tu un agente immobiliare, o almeno mi mette un sospetto. Se poi ne avrò la conferma quando arriverò alla stipula notarile, lì oltre che la denuncia penale che ci può essere verso il soggetto, non c'è il diritto alla mediazione. Pertanto posso pormi a pagarlo, posso chiedere assolutamente il rimborso di quanto è stato percepito. Quindi si fa la transazione, l'acquisto dell'immobile direttamente a questo punto con l'editore, e uno può dire non pago questa mediazione. Certo. Cioè, oppure, esatto. oppure prima...
Ma no, allora, il percorso della compraventa è un po' lungo, no? Perché si va dal primo contatto, si diceva prima che nei web, nei portali c'è il privato come l'impresario. Ecco, faccio una piccola parentesi, la FIAIP ha un suo portale che è cercacasa.it e lì vengono controllati tutti i soggetti che immettono gli immobili, quindi se non sei un agente immobiliare, sei un impresario, sei un costruttore, sei chi sei, non puoi inserire i tuoi dati. Questa sarebbe già una fonte di protezione all'abusivismo che dovrebbero fare tutti i portali, mentre è aperto a tutti quanti. Quindi cercacasa.it è un portale. Cercacasa.it, così ho fatto un po' di pubblicità. Insomma, sempre a livello informativo, ci sono anche altre associazioni, per carità, senza far torto a niente a nessuno, però insomma questa è già un portale importante. Ci sono varie fasi, quindi nel momento dell'appuntamento, alla trattativa, nel momento che vado anche dal notaio, la fattura che viene presentata, poi si diceva prima chi sono questi soggetti che si presentano in stipula notarile. Molto spesso è il consulente, è l'amico dell'amico. Allora il notaio ha un obbligo di mettere in atto i nominativi degli intermediari con il loro compenso, però questo, se è un obbligo, d'altra parte è una dichiarazione delle parti, quindi se chi vende e chi compra dicono non c'è stata intermediazione, il notaio non può fare nulla, non lo può scrivere in atto. Però c'è una legge sull'antiriciclaggio che potrebbe questo notariato darci un aiuto in questo senso, perché la legge di antiriciclaggio ci dice di controllare tutte le persone che sono presenti, di farsi dare un documento, di verificare che sono presenti. Allora, io dico, una volta sono andato a stipulare da un notaio, ha chiesto il documento anche a me per vedere se ero veramente io, e ha chiesto il documento a tutti quelli che erano presenti. E lui ha detto, non sei agente immobiliare, per me parte la segnalazione, sei un soggetto... A chi l'ha detto? Quindi il notaio? A chi era davanti. Quindi anche il notariato, io credo, noi stiamo cercando di lavorare in questo senso, potrebbe darci una mano e potrebbe dare una mano anche al cittadino. Assolutamente sì, anzi sarebbe un ruolo fondamentale. Il cittadino a volte si trova in difficoltà a denunciare certi fatti, anche secondo me importanti e gravi, alla Guardia di Finanza, perché deve lasciare nominativo, se si tratta poi di un affare importante, appunto come l'acquisto di un immobile, che è una cosa anche molto rilevante, questo può pregiudicare poi i rapporti, insomma ci sono determinate dinamiche. Ma che cosa dice la legge? Cosa può fare il cittadino a un certo punto? Sicuramente io consiglio sempre di rivolgersi a noi Guardia di Finanza, noi siamo aperti al pubblico, diciamo, quotidianamente per ricevere di persona chi è interessato a sporgere denuncia o fare delle segnalazioni, ma abbiamo anche il numero di pubblica utilità 117 che è operativo H24 7 giorni su 7, dove spesso noi riceviamo tutta una serie di segnalazioni anche in formato anonimo che però ci possono permettere di andare a fare dei riscontri successivamente. Quindi vengono riscontri, ecco, questo è importante perché bisogna spiegarlo. A seguito anche di queste segnalazioni o di denunce vere e proprie dove il cittadino si spende in prima persona, possono esserci delle segnalazioni, delle attività da parte della Guardia di Finanza. Anzi, noi chiediamo, lo chiedo pubblicamente, la collaborazione anche da parte dei cittadini, perché ritengo che se ognuno fa il proprio, quindi se ognuno va a segnalare questi casi di abusivismo, quindi non solo chi fa parte di un'associazione o l'altra agenzia che opera correttamente, piuttosto che il notaio che se ne rende conto nell'esercizio della sua funzione, il commercialista, l'avvocato, il costruttore o chi che sia, ma anche il cittadino ha la potestà, insomma, di far valere i propri diritti e di segnalare a noi. Nella maggior parte dei casi bisogna considerare che la segnalazione non ci porta a disvelare chi è il segnalante. Può succedere in dei casi, diciamo, particolari, previsti dalla normativa, se viene fatto un accesso agli atti, ma nell'ambito amministrativo. Mi viene da pensare, e ci tengo a ribadire, che in ambito penale non sempre è facile o non c'è necessità, insomma, di comunicare a terzi da chi ha avuto origine la segnalazione. Viene accertata la commissione di un reato, di un illecito penale, e quindi in quel caso partono le indagini e non c'è bisogno di dare pubblicità alla fonte di innesco. Posso fare una domanda al Maggiore? Certo. Quindi, Maggiore, ovviamente per quanto riguarda l'utente, voi cercate sempre di dare maggiore attenzione che rimanga l'anonimato per poterlo tutelare? Sì. Come dicevo prima, noi accettiamo qualsiasi forma di segnalazione che possa essere anonima piuttosto che con le proprie generalità.
noi non tralasciamo nulla. È chiaro che mi viene da pensare, partendo da casi pratici, avere la possibilità di sapere chi sta facendo quella segnalazione potrebbe agevolarci nell'andare a riscontrare proprio quei fatti che sono stati segnalati. Se invece noi abbiamo una segnalazione anonima, non sappiamo a chi andare a chiedere ulteriori informazioni. Non so se ho reso l'idea. Sì, no, ho capito benissimo. In secondo luogo, noi cerchiamo sempre, per qualsiasi attività, di tutelare il segnalante. Perfetto. Okay. A volte è previsto che per casi specificati dalla legge, dalle norme, che non possiamo mantenere il segreto per sempre, quindi dobbiamo renderlo noto, però questi casi sono veramente pochi e stiamo parlando di attività amministrative. Ok, perfetto. Quindi questo è importante anche capirlo. Sempre relativamente a queste figure degli abusivi, possiamo fare degli esempi, presidenti, chiedo, o anche a voi se vi sono capitati. Prego, se il microfono glielo passiamo, che così aiutano anche a comprendere le dinamiche a chi ci ascolta e dopo anche a rispondere al Maggiore. Prego. Una dinamica è quando... Il nome, che così ce la Io sono Berto Mirko. Prego. È quando un privato, un cliente che vuole vendere casa viene da noi magari a chiederci qual è la documentazione, oppure ci dice: ma perché tu mi chiedi tutta una serie di documentazioni e Pinco Pallo non me l'ha chieste, no? Perché noi come agenti immobiliari abbiamo l'obbligo di verificare chiaramente la documentazione dell'immobile, oltre a farci comunque firmare un mandato dal venditore, perché nel mandato vengono indicate il prezzo di vendita, tutta una serie di informazioni che ci servono per poter vendere l'immobile. Questo è molto importante perché il venditore, già nell'incarico che darà all'agenzia, viene indicato chi è l'agenzia, cosa c'è scritto e soprattutto c'è una firma di accettazione di questo incarico da parte del venditore e da parte dell'agenzia, per cui dal momento in cui lui vede che chi firma quell'incarico non è la persona stessa che praticamente a cui ha dato l'incarico a vendere, già lì si pone una domanda che molto probabilmente non è un agente immobiliare, ma magari è un collaboratore all'interno di un'agenzia che non ha il titolo per fare questo tipo di attività. Però questo succede, Questo succede, sto fatto Questo qua. può succedere, succede questo, come succede anche che chiaramente l'abusivo non domanda nulla, nel senso che va, magari non fa nemmeno foto o gli chiede se no una planimetria, magari è lo stesso proprietario che gliele dà. Lui magari neanche le chiede perché chiaramente essendo abusivo meno informazioni ha sull'immobile, diciamo meglio è per non essere comunque controllato. Invece noi comunque anche dall'antiriciclaggio, anche la privacy, perché noi comunque nel momento in cui riceviamo un mandato di poter vendere un immobile dobbiamo far firmare al proprietario anche tutto quanto quello che è la parte della privacy. Un abusivo chiaramente non gliela fa firmare e nella parte della privacy viene anche indicato i dati e le generalità dell'agenzia e dell'agente che praticamente sottoscrive queste cose qua, perché spesso e volentieri anche la persona che è all'interno dell'agenzia stessa, se è un agente immobiliare che lavora all'interno dell'agenzia ed è un agente, praticamente può firmarlo lui, non è il titolare stesso. È una questione molto importante. Si può passare il microfono alla collega perché si occupa anche di finanza in qualche modo. Anche qui adesso cerchiamo di rispondere maggiore magari all'interlocuzione del consigliere, ma quando poi si crede anche un finanziamento, qua diventa anche ancora più difficile? Sì, diventa più difficile da un certo punto di vista per il semplice motivo che se ci si avvale di un consulente tipo la sottoscritta, è logico che tendenzialmente il consulente sa se l'agente immobiliare che ha davanti è abusivo, l'agente immobiliare, scusate, la persona che ha davanti è abusivo o non abusivo. E quindi dovrebbe essere anche il nostro compito quello di non accettare determinate collaborazioni. Capisco che la cosa non sia semplice, ma dovrebbe essere così. Assolutamente. Maggiore, prego, vogliamo un po' rispondere a queste situazioni, perché adesso magari forse sono anche più controllate, ma chiedo a voi che siete operativi sul campo, anche se so che in parti d'Italia invece sono molto molto più frequenti, soprattutto quando poi si tratta di acquisti di case vacanze, di seconde case, lì entriamo in un marasma complesso. Ma un po' di anni fa, quando c'è stato il boom famoso delle vendite degli immobili, i prezzi erano alle stelle, erano molto molto frequenti e addirittura c'erano persone che chiedevano di poter essere aiutati nell'attività di vendita con una grande faccia tosta, diciamo così, insomma.
Sì, appunto, come si diceva, insomma, non è così raro incappare in qualcuno di non iscritto o di abusivo. Mi viene da pensare, anche rifacendomi a quello che si diceva prima nel corso del programma, anche la disamina degli annunci è un qualcosa che noi andiamo ad eseguire e andiamo a diciamo, sfruttare eventualmente come spunto investigativo, e quindi può fornirci anche delle informazioni il web, così come i gruppi sui social network, piuttosto che diciamo, le pubblicità che noi vediamo in giro per la città. È chiaro che ci sono tutta una serie di soggetti che per fortuna sono dalla parte della legalità. Mi veniva da pensare anche come la signora, insomma, i consulenti, coloro i quali forniscono magari consulenza finanziaria. Anche loro sono soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, quindi certo, anche loro possono fornire un ausilio nell'individuazione di tutta una serie di irregolarità. Ho citato la normativa antiriciclaggio perché secondo me è una normativa fatta bene, che viene aggiornata costantemente e che quindi è sempre in continuo aggiornamento, prendendo in considerazione tutte quelle peculiarità che emergono nel sistema economico e finanziario mondiale e che poi viene applicata dal legislatore italiano. Quindi in questo caso più persone ci sono a tutela della legalità, torno a ripetere, e meglio è, insomma, per il cittadino, per chi opera onestamente e per chi come noi deve cercare, insomma, di tutelare la legalità sul territorio. Assolutamente. Parliamo anche di concorrenza sleale, peraltro. Posso permettermi, sì, Elena? Noi per esempio come federazione, cioè io ricevo telefonate per esempio anche da colleghi che mi segnalano o mi mandano la mail o mi mandano il messaggio o mi fanno la telefonata in cui mi dicono: guarda Barbara, questa persona che pubblica di questa zona sappi che non ha né un ufficio né... Quindi a me è capitato per esempio 2 anni fa di fare una denuncia, di depositarla in Camera di Commercio. Quindi voi andate in Camera di Commercio, ho raccolto tutta una serie di documentazione, certo, e ho depositato, perché l'iter in teoria dovrebbe essere quello del passaggio dalla Camera di Commercio. Ho depositato in Camera di Commercio, devo dire che poi non ho più avuto notizie, per cui insomma forse conviene magari andare direttamente alla fonte della Guardia di Finanza, per cui anche noi cerchiamo di capire come muoverci, perché comunque non è bello, cioè, per noi sapere che comunque è un'attività che è florida questa. No, ho detto concorrenza sleale. Certo. Prego. La Camera di Commercio inoltra numerose segnalazioni alla Guardia di Finanza per far sì appunto di accertare alcune situazioni. Certo. Quindi è sovente il rapporto di collaborazione con la Camera di Commercio, così come noi quando andiamo ad elevare delle sanzioni amministrative le comunichiamo alla Camera di Commercio, che poi è l'organismo che deve decidere in ultima analisi, alla quale poi si possono anche presentare delle memorie da parte del sanzionato. Quindi diciamo la collaborazione è ampia, è da auspicarsi sempre con maggiore, insomma, proattività da parte di tutti, perché soltanto così si può tutelare la legalità in questo settore, ma un po' vale un po' dappertutto, infatti, sul territorio. Assolutamente. Torniamo a parlare di legalità, di lotta all'abusivismo, stiamo parlando in modo particolare nel settore dell'intermediazione immobiliare, anche quello creditizio è interessantissimo, magari dedicheremo un capitolo a sé stante, e dopo la pubblicità, tra pochi secondi.